Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di vela. Questo weekend a Venezia è stato di scena il trofeo internazionale Marco Rizzotti International Optimist Class Team Race Venezia, è il nome esatto, e per parlarne abbiamo il piacere di ritrovare il general manager del trofeo, Luigi Nonino. Innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei, grazie dell'invito. Grazie a lei naturalmente. Per prima cosa, nonostante il tempo, è stata una regata che si è svolta regolarmente, anzi sono state delle regate che si sono svolte regolarmente perché è stata una 3 giorni, ricordiamolo. Sì, sicuramente il tempo è stato, dalla nostra parte, a parte la seconda giornata di regata dove il vento ci ha fatto un po', diciamo, si è fatto un po' attendere ed è stato medio l'ero nella seconda parte della giornata. Invece il primo e il terzo giorno, soprattutto il terzo, è stato caratterizzato da vento sempre medio, però che ha permesso di concludere tutto il programma dei 153 match previsti. L'unica cosa che non siamo riusciti a concludere sono state le semifinali e finali e quindi il risultato è stato dettato da questi 153 match che però sono stati molto regolari e quindi hanno sicuramente dato la possibilità a tutti di esprimere le proprie capacità. D'altronde questa è una delle regate a squadre più prestigiose al mondo, ricordiamo per i dai 10 ai 15 anni i ragazzi coinvolti, quindi immaginiamo il tasso tecnico sia stato altissimo. Sì, esattamente. Il tasso, tecnico dei ragazzi che hanno partecipato a questa regata è stato molto elevato ed è stato riconosciuto sia dai coach, e anche dagli arbitri e dai giudici in acqua. Quindi, siamo molto orgogliosi di questo perché è un importante tributo per l'organizzazione perché non volevo ricordare che la regata si svolge ad invito, quindi siamo noi che invitiamo le squadre e il comitato organizzatore invita le squadre più prestigiose da un punto di vista tecnico e quindi diciamo che questa è stata una prova che ci siamo riusciti anche quest'anno. Vogliamo, per inquadrare meglio appunto questa manifestazione, dare un po' di cifre. Certo, i freddi numeri non sempre inquadrano bene il fenomeno, però aiutano. Ecco, a partire dai, diciamo, partecipanti, poi la macchina organizzativa, insomma tutto quanto ha caratterizzato l'evento. Allora, sono state 18 le squadre che hanno partecipato e hanno accettato il nostro invito. Arrivavano da 12 diversi paesi, alcuni avevano più squadre per il proprio paese, come 3 squadre degli Stati Uniti, 3 squadre per l'Italia ed altre nazioni coinvolte. E ogni squadra aveva 4 atleti partecipanti ed una riserva, più il coach e a volte anche il team leader. Quindi avevamo praticamente in acqua circa una novantina di atleti con i propri allenatori e la macchina organizzativa era molto importante perché anche per motivi di assistenza e sicurezza abbiamo anche degli obblighi per l'assistenza a mare e quindi la macchina organizzativa erano circa una ventina di mezzi di assistenza in acqua con ovviamente anche un dottore appunto che per le emergenze, eravamo in contatto con la Capitaneria di Porto di Jesolo e con la Guardia di Finanza del comando dell'isola di San Giorgio di Venezia. Tutto è proceduto in massima tranquillità e diciamo abbiamo portato a casa veramente un grande risultato. Come dicevo, riconosciuto da tutti, non solo anche a livello tecnico, ma anche la capacità organizzativa e anche perché muovere 90 ragazzi da tutte le parti del mondo non è stato facile, anche perché abbiamo organizzato tutti i transfer dagli aeroporti e da tutti i vari le provenienze e anche l'alloggio presso il Marina di Venezia, il camping Marina di Venezia che ci ha ospitato ancora per una volta dopo appunto alla 36esima edizione. Oltre al Trofeo Challenge Marco Rizzotti, sicuramente il premio più ambito per il primo classificato assoluto, ci sono stati anche altri premi. E vogliamo Sì, ricordare allora a ah chi sono prego, s sì. quali s
erano questi premi e a chi sono stati assegnati? Sì, allora il più ambito è stato appunto il trofeo Challenge Marco Rizzotti, che da 36 anni appunto viene assegnato al vincitore, alla squadra vincitrice di tutte le regate, e quest'anno per la seconda volta è stato consegnato nelle mani del Team Happy USA, quindi un team americano che quindi riporta a casa il trofeo e lo riporterà il prossimo anno a disposizione per il prossimo vincitore. E gli altri premi in palio erano la Coppa Giorgio Lauro, in memoria di Giorgio Lauro, per l'atleta più giovane, ed era una bambina di 10 anni, Aislinn Flynn, della squadra del Yacht Club Key Biscayne, sempre americano, di Miami. Dopodiché è stato assegnato il passalone nautico, donata da Vela SPA, per il circolo velico italiano meglio classificato, ed è stata assegnata per la seconda volta al circolo nautico Bardolino sul lago di Garda. E ultimo premio assegnato è stato quello consegnato sponsorizzato da Parathlon Club di Venezia, è intitolato alla memoria di Giampaolo Righetti, e per il fair play in acqua e fair play a terra. E per fair play in acqua è stato assegnato alla Yacht Club Monaco, mentre invece per quello in acqua, scusi, a terra alla Thailandia, alla squadra della Thailandia. Come ad ogni finale di manifestazione è tempo di fare i bilanci. Le chiedo quindi se siete soddisfatti nel complesso dell'andamento di questa edizione e certo è presto, ma se avete già in mente, qualcosa magari di innovativo per la prossima edizione. Beh, allora, sicuramente stiamo già pensando un po' alla prossima edizione. Non abbiamo ancora nel cassetto, diciamo, delle novità, però insomma, ci stiamo sicuramente, lavoreremo nei prossimi mesi. Sarà a fine maggio, quindi torniamo diciamo, nel calendario di fine maggio come usuale, presentare il campionato, perché il trofeo diciamo che era stato spostato a giugno eccezionalmente, quindi riportiamo la data a fine maggio. Questo sicuramente è un dato certo, e il resto lo stiamo studiando ancora. Chiarissimo. E dunque per averci illustrato la 36esima edizione del trofeo Marco Rizzotti, ringraziamo di cuore Luigi Nonino, il general manager del trofeo, per essere stato con noi. Ringrazio a voi tutti, e allora vi aspettiamo il prossimo anno con novità e sicuramente lo stesso entusiasmo lo stesso anche livello tecnico e anche organizzativo di quest'anno, e anzi anche migliore. Grazie a tutti, arrivederci.